un testo molto conosciuto, ma è un testo che ci scalda sempre il cuore, che parla della parabola del figlio il prodigo, no? Che sicuramente ciascuno di voi ha già sentito predicare diverse volte, no? Ma io tutte le volte che leggo questo testo biblico qualcosa di nuovo arriva, no? E mi riempie veramente, mi scalda il cuore, perché ehm, l'amore del padre, no? Non so che immagine tu hai del padre, ma Dio è il nostro padre, è un padre completamente diverso dai nostri padri biologici, no? La parola di Dio stessa dice che noi abbiamo avuto per un tempo i nostri padri che ci hanno corretto secondo la loro visione, la loro idea, no, di che cos'era correzione e disciplina. Ma Dio ha un carattere diverso dai nostri padri biologici, completamente diverso. E quando io leggo questo testo biblico, io vedo chi è veramente, cosa rappresenta la figura del padre, no? E questo proprio mi riempie e spero che stamattina possa riempire anche voi. Dal versetto 11 leggeremo alcuni versetti. Dice così la parola di Dio. E si possono accendere queste due luci qua, per favore? Perché sto vedendo veramente poco. Dice così la parola di Dio. Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta, ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale mandò nei suoi campi a pascolare i maiali, ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora rientrato in sé disse, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio disse, Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare una grande festa. Preghiamo. Signore, in questo momento noi ti chiediamo che il tuo Spirito possa interpretare, Signore, alla realtà della nostra Chiesa questo testo biblico. Che tu possa, Signore, amministrare la nostra mente, i nostri cuori con l'intensità, Signore, che tu desideri per noi. Ciascuno di noi ha un bisogno, Signore, bisogno di ascoltare quello che arriva dal tuo trono di grazia. Signore, che questo sia pane fresco che viene per noi dal cielo e che tu possa rispondere a tutte le domande, Signore, che noi abbiamo dentro di noi, nella nostra profondità del nostro cuore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Questo messaggio è dedicato a chiunque di noi voglia tornare a una relazione armonica con Dio Padre. Questo messaggio è dedicato a chi ancora non ha capito chi è veramente Dio Padre, che è un'immagine di Dio completamente diversa da quello che la parola di Dio dice. Questo messaggio è dedicato a persone che stanno dicendo,
Padre, lascia stare con me, sono un caso perso. Ma oggi il Signore ha da dirci qualcosa a riguardo. Il Signore dice, guarda, tu non sei un caso perso, tu non sei una persona che non merita il mio amore, tu sei una persona che merita sì il mio amore. Io voglio dimostrarti questa mattina quanto io ti amo. Questa parabola è la parabola più bella e più lunga che noi troviamo registrata nei Vangeli. Questa parabola è stata predicata, indovinate, a casa di un fariseo. Voi sapete che i farisei erano i religiosi di quel tempo, erano gli oppositori di Gesù, non capivano che cosa Gesù predicava e soprattutto non volevano capire che cosa Gesù predicava. Loro erano dei legalisti, erano delle persone che volevano delle regole per le loro vite. Ma Gesù attirava le persone, attirava i pubblicani, attirava le prostitute, attirava i peccatori, attirava le persone più infime di questa terra, quelle che vivevano ai margini della società. Arrivavano a lui come mosche sul miele, no? Come si dice in gergo. E quindi, mentre Gesù era nella casa di questo fariseo, tutti i pubblicani, le prostitute, i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltare quello che Gesù diceva, no? E i farisei hanno cominciato a criticare Gesù. Perché? Maestro, ma questi qua, ma tu sai chi sono questi che si avvicinano a te, ma non puoi lasciarli nemmeno toccare la tua veste, tu sei un rabbi, sei un maestro, non puoi permettere che loro ti tocchino neanche la veste. In realtà Gesù voleva proprio che loro la toccassero, in realtà Gesù voleva che loro si avvicinassero a lui, perché Dio attraverso Gesù stava mostrando il suo amore verso queste persone. Gesù era molto distante dalla posizione dei farisei, che erano dei religiosi, ma era molto vicino alla posizione dei peccatori che cercavano una redenzione della propria anima e della propria vita. E quindi Gesù ha cominciato a predicare questa parabola. Questa parabola non è stata l'unica a essere stata predicata in questo capitolo, perché ci sono 3 parabole, se voi guardate tutto il capitolo 15. La parabola comincia con la pecora perduta, poi comincia con la dramma perduta, cioè col denaro perduto dalla donna nella casa, e infine con il figlio perduto. Quindi Gesù sta parlando a chi? A delle persone perdute, a delle persone lontane da Lui, che si stanno avvicinando a Lui, che vogliono sapere se c'è ancora una speranza per la propria vita dopo quello che hanno combinato. Io non so com'è la tua vita oggi, io so com'era la mia vita ieri. Io ero una persona perduta, io ero una persona piena di peccato, io ero una persona che non meritava assolutamente l'amore di Dio, ma quando io mi sono avvicinato al Signore, Lui mi ha detto, no, tu meriti sì, meriti in base alla croce di Cristo. Io non ti amo in base a quello che tu sei, in base a quello che tu fai, ma ti amo in base a quello che tu sei. E tu che sei qua stamattina, il Signore ti sta dicendo, guarda, a me non importa quello che tu hai fatto nella tua vita, quello che tu stai combinando nella tua vita, a me importa quello che tu puoi essere con la mia grazia. Oggi il Signore ti sta dicendo, io ti amo per quello che tu sei, io ti amo per quello che tu sei e non per quello che tu fai. E il Signore Gesù ha cominciato a predicare questa parabola. Questa parabola parla di un ragazzo, no? Di un ragazzo che viveva in apparente armonia con il padre, no? Questo ragazzo che viveva in una casa, noi capiamo bene da questa parabola che la casa era una casa ricca. Era una casa dove questo figlio stava molto bene, era una casa dove c'erano un sacco di servi e quindi tutti potevano accedere alla benignità di quest'uomo che rappresentava il padre. Questo padre chiaramente rappresentava Dio Padre, ok? Ma a un certo punto questo giovane, questo ragazzo, gli è venuta un'idea folle, no? Voglio cominciare a fare la mia esperienza di vita. La cosa straordinaria, fratelli, è che noi siamo degli esseri relazionali. Potete immaginare questo, no? Quando noi ci sposiamo con una donna o con un uomo, no, che saranno il nostro futuro marito, creiamo una relazione familiare. Quando noi entriamo a far parte di una chiesa, noi entriamo in una relazione fraterna. Noi siamo stati creati come esseri relazionali, ma noi sappiamo bene che a un certo punto il peccato è entrato nell'umanità e tutte queste relazioni che Dio aveva creato perché funzionassero in modo armonico sono state spezzate. L'uomo con Dio, l'uomo con gli altri uomini e l'uomo con la natura, tutte queste relazioni sono crollate istantaneamente e l'uomo si è trovato profondamente solo. E questo ragazzo, cominciando a ragionare sulla propria vita, ha detto, no, io non voglio più questa relazione armonica, io non voglio più abitare in casa di mio padre, mi sento schiacciato, voglio andare a fare la mia esperienza di vita. E lui ha cominciato a chiedere una cosa che è terrificante al padre.
Lui ha detto: Padre, dammi la parte dei miei beni, dammi la parte della mia eredità, perché io voglio andare a fare la mia esperienza di vita. E sapete cosa voleva dire questo in Israele? Quando noi diciamo là in questo testo, c'è registrato: Padre, dammi la mia parte di eredità, è come se io dicessi: Padre, tu per me sei morto, perché l'eredità veniva data alla fine della vita del padre che passava ai figli. E quindi questo figlio dà un dispiacere terribile al padre. Gli dice: Padre, per me tu sei morto, dammi i miei soldi, dammi le mie proprietà, io voglio andare a fare una mia esperienza di vita, vivo la libertà, voglio andarmi a divertire fino in fondo. Ed è questo che lui ha fatto, lui ha ricevuto questi soldi, no? E io provo a immaginare i sentimenti del padre in questo momento, no? Quando lui ha detto: Padre, per me tu sei morto. E io lo porto sul piano spirituale, fratelli, fate un parallelo spirituale con le nostre vite. Quando noi decidiamo di peccare, noi chiediamo l'eredità del nostro Padre Celeste e noi diciamo: Signore, tu per me sei morto, io vado a fare la mia esperienza di vita. Che sia corta, che sia lunga, che sia media, non importa, noi spezziamo una relazione con il Padre. Ma la cosa interessante è che noi non capiamo, e molto spesso anche da credenti non capiamo, che quando noi spezziamo una relazione, noi automaticamente cominciamo un'altra relazione. Che noi lo vogliamo o no, che noi lo sappiamo o no, cominciamo un'altra relazione. E questo ragazzo ha cominciato una relazione con chi? Con il mondo. Con il mondo. E lui ha cominciato ad andare lontano dalla casa del padre, ha cominciato a dimenticarsi delle cose di prima, è entrato nel mondo e dice la parola di Dio qui in un testo, in un versetto che dice che lui ha vissuto dissolutamente. Cosa vuol dire? Che lui ha speso tutto quello che il padre gli aveva dato nelle tasche, no? Ma a un certo punto, in quel paese dove lui è andato lontano da Dio, dal padre, lui ha cominciato ad arrivare una grande, dice la parola di Dio, carestia, e lui ha cominciato a trovarsi nel bisogno. E io trovo qua un insegnamento profondamente spirituale, che lontano da Dio l'illusione è di soddisfare i propri bisogni, in realtà i propri bisogni aumentano. E dentro di noi comincia a farsi un buco spirituale all'interno della nostra anima che sempre più si allarga. E non so se tu hai mai provato, quando tu pecchi, no? Anche un peccatino così, una bugietta, no? Le bugie bianche, come si dice in gergo. Hai mai provato quella sensazione che qua al centro del tuo stomaco comincia a esserci un vuoto, no? E comincia a fare l'effetto lavatrice, no? Il cestello comincia a girare, 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 e tu ti senti male, dici: ma cosa sta succedendo? Tu stai lontano da Dio Padre e tu cominci a trovarti nel bisogno, tu sei lontano da Lui, la relazione è spezzata e ha bisogno di essere ricostruita. E quindi questo ragazzo ha cominciato a vivere dissolutamente, ma a un certo punto è arrivata la carestia, lui ha cominciato a trovarsi nel bisogno, e allora dice la parola di Dio, guarda qua che si riallaccia una relazione, guarda cosa dice il versetto 15: allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Fratelli, la relazione con una persona del paese si è stretta e lui è andato dove? A pascolare i maiali. Il maiale per un ebreo era la bestia più impura che esistesse sulla faccia della terra. Loro non potevano mangiare, loro non potevano allevare. Il peccato fa questo. Il peccato fa questo, ti porta in mezzo ai maiali, ti porta in mezzo alla sporcizia. E tu avrai una fame in mezzo al peccato, tu avrai una voglia di mangiare qualcosa, di nutrirti di qualcosa, della parola di Dio, perché la nostra anima ha bisogno di nutrimenti, e tu sei lì davanti a tutte le possibilità del mondo, ma niente ti sfama. Sapete chi è questo abitante del paese? Provate a dire voi. Chi secondo voi è questo abitante del paese con cui il ragazzo si è messo? È il diavolo, il nemico eterno di Dio, il nemico eterno dell'anima degli esseri umani. E lui era là lontano da suo padre, sporco, puzzolente, affamato, e a un certo punto lui ha cominciato a pensare qualcosa che ha cominciato a cambiare la sua mente. E dice così: allora, versetto 17, allora rientrato in sé disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame.
Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Allora, secondo voi, la mente di questo ragazzo era cambiata? La mente di questo ragazzo era profondamente cambiata. Lui non era più consapevole di essere un figlio di Dio. E ha cominciato a formarsi un pensiero nella sua mente. Io adesso tornerò da mio padre, ma gli dirò: guarda padre, io non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Io chiedo solo di essere messo in fondo alla fila come un tuo servo. Allora, fratelli, è questo che succede con noi quando la nostra mente comincia a essere immersa nelle cose del mondo. La nostra mente comincia a cambiare, i nostri pensieri cominciano a cambiare. È quello che la parola di Dio chiama le fortezze della mente. Il diavolo comincia a fare delle posizioni di difesa della sua posizione nella nostra mente. E noi cominciamo a percepire Dio in modo completamente diverso da come in realtà è. Questo giovane è interessante che quando decide di tornare a casa, non decide di tornare a casa a pieno titolo come figlio, ma dice: io padre voglio essere come un tuo servo. Allora sicuramente, fratelli, il Signore mi ha messo nel cuore questo messaggio stamattina, qua in questa sala di culto. Qualcuno di noi, o molti di noi, non ne conosco il numero, ma sicuramente ci sono, vivono qua come tra virgolette figli di Dio, sono seduti, cantano, ascoltano la parola di Dio, pregano, fanno parte di una comunità visibile, ma dentro nel cuore non c'è la libertà di essere figli di Dio. Sono sicuro 100% di questo. Il Signore mi ha messo nel cuore questo messaggio stamattina. Forse tu stai vivendo in un momento della tua vita che stai guardando quello che tu hai combinato fino adesso, no? E desideri andare verso il Padre, desideri ritrovare quell'armonia, quell'amore, quella pace che tu stavi provando forse qualche tempo fa, che oggi non ricordi più. E dentro di te stai dicendo: guarda, io vorrei ritrovare tutto questo, ma questa volta l'ho combinata troppo grossa. Padre, mettimi in ultima fila, fa che io sia un tuo servo. La mente di questo ragazzo non è libera. La mente di molti di noi non è libera per percepire e per vivere questa relazione profonda con il Padre. E questo ragazzo comincia a fare questo percorso di ritorno, no? Verso casa. È stato un percorso difficile, è stato un percorso di sentimenti complicati, è stato un percorso di pensieri complicati, è stato un percorso di sentimento di colpa. Una delle più brutte malattie che esista sulla faccia della terra, sai qual è? È il senso di colpa. Quando la colpa pesa dentro il tuo cuore, tu non vivi liberamente il tuo rapporto personale col Signore. Prova a pensare al tuo peccato. Prova a pensare ai tuoi pensieri sbagliati. Prova a pensare alla tua azione sbagliata. E quando noi cominciamo a pensare a questo, noi abbiamo un paio di occhiali che ci fanno vedere Dio in modo completamente diverso da quello che Lui è. Un giorno un discepolo ha chiesto a Gesù, e questo mi fa pensare tantissimo. Vi ricordate di Filippo, no? Che era insieme a Gesù. Signore, facci vedere, per favore, facci vedere il Padre. E Gesù gli risponde: ma come? Ascolta Filippo, tu sei da me da 3 anni quasi e mi chiedi di farmi vedere il Padre, ma non riconosci che il Padre è in me e io sono nel Padre? È una domanda che faccio sempre. Quando tu chiudi i tuoi occhi e preghi, com'è l'immagine del Padre nella tua mente? Sai che qua in Italia, come in tutta Europa, nel secolo XVI, c'è stata la peste, XV e XVI, c'è stata la peste. L'idea di Dio in Europa, da quel tempo fino ad oggi, è radicalmente cambiata. Basta che tu vada nelle chiese
o basta che tu vada in qualche museo, tu vedi Dio con una spada in mano, tu vedi Dio cavalcando sul cavallo del giudizio, no? Perché in quel tempo gli esseri umani hanno percepito Dio come un giudice che stava bastonando l'umanità per i suoi peccati. Fratelli, questa visione, questa immagine di Dio è rimasta profondamente radicata nella nostra cultura e ti sfido a non dire che quando tu pecchi tu non ti aspetti la bastonata da Dio, è vero o no? È questo il Dio che ci mostra la parola. Prova a guardare la storia di questo giovane, no? La prima cosa che io noto è che il padre ha lasciato completamente libero questo ragazzo di sbagliare. Prima cosa. Non gli ha dato dei paletti, non l'ha chiuso in una camera, non gli ha dato delle bastonate, ha detto ok, mi consideri morto. Fa la tua esperienza. Sapete perché Dio Padre è libero di fare questa cosa con noi? Perché Lui sa che quando ha seminato un semino della parola di Dio dentro di noi e del suo amore, quel semino resta e porta frutto prima o poi. Che siano 5, che siano 10, che siano 20 anni, ma Dio lascia questo seme e Lui sa che la sua parola non torna mai a vuoto. Lui sapeva che questo padre aveva lasciato un segno nella vita di questo figlio. E questo figlio prima o poi sarebbe tornato. Questa è la libertà del padre. Prima cosa. Seconda cosa, quando questo ragazzo torna a casa, guarda che scena, la più bella scena di tutta la parola di Dio. Questo ragazzo non era partito, era partito con la veste da ricco, no? Con le tasche piene di soldi, ben nutrito, ben curato. Negli ultimi tempi della sua vita, com'era questo ragazzo? È tornato, aveva una fame terribile, era stato in mezzo ai maiali, sporco, puzzolente. È così che fa il peccato con noi, sì o no? Quando noi torniamo a Dio, ragazzi, che abbiamo peccato, anche solo col pensiero, noi ci sentiamo sporchi, puzzolenti e ci sentiamo male. E la parola di Dio dice che a un certo punto il padre neanche ha fiatato. Sapete cosa ha fatto quando ha visto il figlio che stava tornando? Gli è corso incontro, l'ha abbracciato, l'ha baciato, non gli interessava perché lui aveva riavuto suo figlio. Tu che sei qua stamattina, che stai guardando la tua vita, il tuo passato, e i tuoi fantasmi urlano nelle tue orecchie. I tuoi scheletri dell'armadio, basta che tu apri la portella e sono lì che ti guardano. Sai cosa sta facendo il Signore? Se il tuo cuore è disposto a fare dei passi verso di Lui ti sta correndo incontro. Lui vuole abbracciarti, Lui vuole baciarti e Lui vuole fare una festa con te. Perché quando noi arriviamo alla fine di questi testi che abbiamo letto stamattina, dice la parola di Dio che Lui ha fatto una grande festa e ha rimesso il suo figlio nella stessa posizione di prima. Guarda, è fantastico perché dice, presto, versetto 22, presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito, decalzare i piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato alla vita, era perduto ed è stato ritrovato. 3 simboli meravigliosi. Mettetegli un anello al dito, simbolo di appartenenza ad una famiglia reale. Quindi dal fango dei maiali, in un minuto lui è tornato a essere figlio del suo papà. Immediatamente ha ripreso la sua posizione di autorità. Secondo, sandali ai piedi, simbolo di libertà, non era più schiavo dei maiali e del paese che aveva lasciato. E terzo, mettetegli una veste più bella, immediatamente questa veste sporca di peccato è stata tolta ed è stata rimessa completamente bianca e profumata. Era di nuovo il cocco di papà, no? Di nuovo il cocco di papà. A volte noi pensiamo che i nostri peccati siano troppo grossi, la nostra mente funziona male, no? Signore, questa volta l'ho combinata troppo grossa. Signore, questa volta ne ho combinato un'altra volta la stessa cosa. Questa è la nostra testa, la rocca della nostra mente che funziona male, no? C'è stato un profeta di nome Isaia che ha predicato per 60 anni sulle mura di Gerusalemme.
popolo idolatra fino in fondo, radicalmente idolatra, ne combinava di cotte e di crude, un'ingiustizia sociale tremenda, gli orfani e le vedove venivano sfruttati, le persone si arricchivano a scapito delle persone povere. Ma una cosa che ha detto Isaia nel primo capitolo della sua predicazione ha detto: venite a me e anche se i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, cioè del colore delle nostre seggiole, io le farò diventare bianchi come neve. Allora ti faccio una domanda: secondo te c'è un peccato troppo grosso perché Dio non lo possa perdonare? Alza la tua mano se tu pensi come me. Quale peccato stai pensando? Bugia? Pettegolezzo? Pornografia? Rubare? Forse hai rubato qualcosa? Hai rotto una relazione con qualcuno? Dio dice: se anche è rosso come lo scarlatto, se tu torni a me diventerà bianco come neve. La cosa interessante, osserva quel testo lì. Il padre ha cercato di convincere questo ragazzo del contrario, in qualche modo, parlando. Io tutte le volte, papà, ma io ho imparato tanto dai miei figli. Papà, guarda, questa volta ho combinato. Una volta venivano da me a fare questo, adesso sono adolescenti un po' meno. Ma quando erano più, papà, guarda, ho combinato, ok figlio, dov'è il problema? Ok? Risolviamo insieme, no? E questo ragazzo, padre, mettimi in fondo come i tuoi servi. Io ho detto, ascolta, lui non ha neanche ragionato con lui. Ha detto, si è rivolto ai suoi servi, è vero o no? Non ha neanche parlato col figlio. Lui doveva soltanto e praticamente gustare quello che il padre stava preparando per lui. Lui con i suoi occhi e con la sua vita ha sperimentato praticamente l'amore del padre. Non ha neanche tentato di convincerlo. Ok? Quindi quando noi torniamo a Dio, Dio non ci convince neanche che il nostro peccato è troppo piccolo per Lui, perché Dio ha risolto tutto sulla croce. Lui comincia a darci delle benedizioni nella nostra vita, perché noi possiamo vedere con i nostri occhi quello che Lui può fare. Io so una cosa, fratelli, che noi abbiamo un Gesù che quando è morto sulla croce, le ultime 2 parole che Lui ha pronunciato sulla croce sono state 2 parole che hanno risolto il problema della nostra vita. Queste 2 parole sono state: è compiuto. Sai cosa vuol dire è compiuto? Ci sono 2 significati nel testo greco per queste 2 parole. Il primo vuol dire pagato pienamente. Wow! Noi a volte siamo convinti che Dio ha pagato fino al nostro ultimo peccato, no? Quello che c'è domani deve ancora pagare. Quando Gesù dice pagato pienamente, tu sei convinto che il tuo peccato che hai commesso quando eri bambino a 1 anno è la stessa cosa, è stato pagato come l'ultimo peccato che tu farai un secondo prima di morire? Perché Gesù guarda l'arco della tua vita dall'inizio alla fine e dice pagato pienamente. Perché Dio è eterno, Dio è onnisciente. Lui sa che tu farai un peccato domani, dopodomani, dopodomani. L'ultimo secondo della vita tu penserai male di un fratello. Chi copre questo peccato? Pagato pienamente. Nella legge romana succedeva una cosa molto interessante. Ho già dato questa illustrazione, ma la do di nuovo perché è importante che tu la porti a casa come immagine. Quando c'era una persona colpevole, quella persona veniva imprigionata e sulla porta della prigione, che generalmente era di legno, veniva affisso un documento, ok? Con su tutti i capi di accusa che questa persona aveva commesso, no? Inchiodato. Quando questa persona aveva pagato il debito con la società, questo rotolo, lui usciva dalla prigione, questo rotolo veniva
arrotolato, sigillato con 7 sigilli e consegnato alla persona che usciva ed era di nuovo libera. Quando Gesù dice nella lettera ai Colossesi, dice che i nostri peccati sono stati inchiodati alla croce, lui pensava a questa porta qua. Questi capi di accusa sono stati presi, sono stati gettati dove? Sulla croce. Tutti i tuoi capi di accusa. Io ti do una brutta notizia, caro mio. Se tu stai tornando sulla tua strada per tornare dalle braccia del Padre, no? Tu troverai tanti capi di accusa, perché il peccato purtroppo apre la porta a una relazione maligna. Il diavolo, dice la parola di Dio, è il grande accusatore. Lui è lì puntando il dito contro la tua coscienza giorno, notte, e ti dico una cosa che mi ha detto il Signore ieri. È uscito nel mondo, e tu lo puoi percepire chiaramente, nella società mondiale è uscito uno spirito di prostituzione spirituale e uno spirito di accusa. Voglio che tu sappia questo, quello che Dio mi ha detto ieri. Uno spirito di prostituzione spirituale, la ideologia gender è entrata qui in Italia perché c'è uno spirito di prostituzione spirituale, ma nel momento in cui noi cominceremo nelle nostre scuole a insegnare questa ideologia, uno spirito di accusa sarà lì a accusare le coscienze dei nostri figli e li faranno sentire talmente schiacciati e talmente immeritevoli della grazia di Dio che loro faranno fatica a accettare e a vivere la parola di Dio. Per questo i cuori delle persone stanno cominciando a diventare sempre più duri, ma se noi torniamo a questa parabola qua e cominciamo a dire anche se i nostri peccati fossero rossi come lo scarlatto diventeranno bianchi come neve perché Gesù ha pagato una volta per tutte. E la parola di Dio in Ebrei ci dice che noi siamo diventati perfetti per sempre e Gesù è alla destra del Padre a intercedere per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo, fratelli? Chi? Se tu stai lontano migliaia di miglia dal Signore e sei sporco di peccato e stai dicendo nella tua mente, Signore, ma io non merito, il mio peccato è troppo grosso, ma tu sei troppo severo, è una bugia diabolica, è una rocca della mente che è qua dentro nella tua testa. Permetti al Signore che Lui te la tolga e permetti che Lui possa dirti attraverso questa parabola, figlio, torna a me che io ti abbraccio e faccio una festa. Io non so com'è la tua vita stamattina. Io non so cosa tu stai pensando di te stesso. Forse stai dicendo, pastore, è inutile. Guarda, è sempre lì dove cado, no? Il nemico conosce bene il tuo punto debole. Ma Gesù è venuto per salvare ciò che era perduto. Quindi Gesù è qua per te. Gesù è qua per salvarti, non solo è spiritualmente vita eterna, ma Gesù è venuto a salvarti al tuo modo di pensare e darti un nuovo modo di pensare. E Lui ti ama per quello che tu sei e non per quello che tu fai. Se tu hai bisogno di Cristo, allora io ti chiedo, in qualsiasi modo tu ne abbia bisogno, per essere perdonato, oppure veramente per cominciare a conoscere il Padre per quello che Lui è, io ti chiedo di chiudere i tuoi occhi in questo momento. La predica di stamattina non è molto lunga come di solito, ma perché voglio lasciarti questo. Voglio lasciarti che le braccia del Padre sono aperte per te. Gesù ha detto, chi ha visto me ha visto il Padre. Le braccia del Padre erano aperte per il figlio che tornava. Le braccia di Gesù sono aperte per il figlio che torna oggi. Oggi. La parola di Dio dice, oggi è il tempo della salvezza. Non trascurarla. Non trascurarla. Tu che ancora non hai fatto una scelta di conoscere l'amore di questo Padre qui, meraviglioso, io ti chiedo stamattina che tu possa cominciare a meditare. Signore, ho bisogno di te. Ho stretto una relazione con il mondo, ma non voglio più. Io voglio tornare come un principe. La parola di Dio ci dice che noi siamo stati fatti re e sacerdoti. Apocalisse capitolo 1, versetto 6.
questo versetto l'ho imparato molto bene per la mia vita. Tu sei seduto sulle gambe del Signore, nel suo trono nell'eternità. Non permettere a nessuno che ti dica che sei una persona da nulla. Il peccato è una cosa, la persona un'altra. Dio ti ama per quello che tu sei. Signore, in questo momento noi ti chiediamo, Padre, che tu possa convincere le nostre anime, Signore, che noi valiamo davanti a te. Questa parabola ci ha detto, Signore, per quanto noi siamo sporchi, tu, Signore, ci accogli a braccia aperte. Tu vuoi che noi recuperiamo questa relazione con te. Sta a noi, Signore, sta a noi ripercorrere la strada verso casa. Ma quando noi ancora stiamo camminando, Signore, quando la nostra mente ci dice non merito, allora tu ci vieni incontro, Signore, con benedizioni eccellenti. Vediamo il Padre che sta camminando, sta correndo verso di noi, ci sta abbracciando nel mondo spirituale e ci sta dicendo: figlio, torna a me, vesti nuove, anello al dito, sandali ai piedi e una festa nel cielo. Questo è quello che ti spetta. Tu hai sentito che la parola di Dio era per te stamattina? Io ti chiedo di alzare la tua mano perché voglio pregare per la tua vita. Dio ti benedica, 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 Dio ti benedica. Dio ti benedica là dietro. C'è ancora qualcun altro? Dio ti benedica. Torna alla comunione col Signore. Il Signore vuole benedirti. Spezziamo queste rocche della mente, abbattiamo questo muro che il diavolo ha messo dentro di noi, che noi non valiamo niente. Caro, tu vali sì, perché Gesù non è morto per te in vano, perché quando stava morendo lui ha detto: io sono venuto per i malati e non per i sani. Se tu senti che la malattia ha colpito il tuo cuore, la tua anima, la tua mente, i tuoi sentimenti, le tue relazioni, di Signore, io ho bisogno di guarigione. La parola di Dio dice in Isaia capitolo 53: è attraverso le sue ferite che noi siamo stati guariti. Gesù è morto sulla croce ed è stato ferito per la tua guarigione, per la mia guarigione. Queste ferite sono state fatte per me e per te. C'è ancora qualcuno che dice: Signore, io voglio essere guarito fino in fondo, voglio una relazione profonda e armonica con te. C'è qualcun altro? Non perdere questa occasione nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica là dietro. Alziamoci tutti in piedi. Cantiamo l'ultima canzone che abbiamo cantato insieme. Per favore chiedo al gruppo di venire qua. E mentre noi cantiamo, tu che hai alzato la tua mano, voglio pregare insieme a te. Non solo per te, ma insieme a te. Perché il Signore possa farci di nuovo sentire e sperimentare questa comunione profonda con Lui, tra le braccia del Padre. Non importa se tu non hai alzato la mano e vuoi dire: pastore, voglio venire davanti per abbracciare te come padre. Vieni, nel nome di Gesù, non avere vergogna. Amen. Ai piedi della croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai